Quello che sai sul business potrebbe essere completamente sbagliato. Quello che voglio dirti oggi come imprenditore è che tantissime volte le aziende cercano di crescere senza capire bene cosa fare e soprattutto non ottenendo i risultati che meritano. Ma questo non è dovuto a un contesto del mercato, bensì a un problema dell'imprenditore che non riesce a capire in che modo generare un valore maggiore per la collettività a cui si rivolge, perché questo fa l'imprenditore. Ha una funzione sociale verso i suoi clienti che vogliono soddisfare i propri problemi. Allora quello su cui ti devi concentrare è capire dentro di te che cosa stai facendo di sbagliato, qual è l'atteggiamento mentale errato che stai avendo e che ti sta facendo generare i risultati che non vuoi più, andando poi a sostituirlo con qualcosa che ti consente di ottenere i risultati che meriti. Ma per fare questo devi prima di tutto fare una profonda analisi interiore di te stesso o te stessa per andare a comprendere cosa devi cambiare. Se vuoi un aiuto, se vuoi un supporto per fare questo, puoi contattarci.